raggiunto un picco di 173 centimetri, il terzo più alto dal 1966. Senza il Mose, Venezia si sarebbe trovata ad affrontare una situazione simile a quella del novembre 2019, una catastrofe. Da Bibbione a Sottomarina la mareggiata devasta le spiagge, portando via chilometri di arenile, Zaia, ricognizioni in corso per poter firmare lo stato di crisi. Pioggia battente e soprattutto forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e pali della luce. A Monselice sfiorata la tragedia, a Pioppo centra un'auto, grave un giovane. Prima neve in montagna, accolta con gioia dagli operatori alla vigilia della riapertura degli impianti per la stagione sciistica, con l'incubo però del caro bollette. Il caso Una Bomber, la procura di Trieste riapre l'inchiesta sugli attentati esplosivi che hanno terrorizzato Veneto e Friuli Venezia Giulia per oltre un decennio. L'avvocato Paniz, speriamo si trovi il responsabile. Feltre e Mogliano unite per l'ultimo saluto a Salvatore Stefani, giovane rugbista morto in un incidente stradale a Quero, doppia cerimonia negli stadi delle due città. Cordoglio unanime in Veneto per la morte di Roberto Maroni, l'ex ministro e segretario della Lega è morto nella notte all'età di 67 anni. Zaia, con lui nacque il progetto dell'autonomia. Ben ritrovati TG Veneto, partiamo come sempre dal sondaggio di Ring. Oggi è stata presentata la manovra da 39 miliardi, dentro ci sono anche i correttivi al reddito di cittadinanza che varrà per 8 mesi nel 2023 e potrebbe essere abolito già nel 2024. Da qui il sondaggio con la domanda che vi poniamo: reddito di cittadinanza addio dal 2024, è giusto? Diteci la vostra con una telefonata allo 0422 16 26 691 per il sì, lo 0422 16 26 690 per il no. L'esito del sondaggio questa sera durante The Ring. Partiamo ora con un'ampia pagina dedicata al maltempo. Andiamo necessariamente a Venezia, prova di fuoco per il Mose che di fatto ha salvato la città lasciandola all'asciutto, alta marea che ha toccato, pensate, un picco di 173 centimetri. Immagini e interviste. Per Venezia è una cosa unica, cioè è una cosa indispensabile. Sollevati i veneziani che si sono potuti risvegliare solo bagnati dalla pioggia e non sommersi dall'acqua. Il Mose ha superato il test più significativo, proteggendo la città dall'acqua alta che ha toccato i 173 centimetri. Senza le barriere Venezia avrebbe affrontato la terza marea della storia, dopo i 194 centimetri del 66 e i 187 del 2019, come ha evidenziato anche il ministro Salvini. Se non ci fossero le barriere del Mose, ci sarebbe Venezia sommersa in maniera catastrofica, quindi un'opera di ingegneria straordinaria che ho avuto l'onore di visitare sabato, che sta salvando un patrimonio dell'umanità. La piazza San Marco è senza acqua alta, ancora una volta il Mose ha funzionato, la città resta all'asciutto se non fosse per la pioggia, per l'appunto, quindi la città di Venezia può guardare al futuro con più speranza grazie a quest'opera e grazie anche a tutte le opere che, come quella della Basilica che è stata inaugurata sabato scorso, che stanno salvando la città di Venezia. Il maltempo però non ha risparmiato la città, investita da raffiche di vento fortissime e dalla pioggia battente. Il vento ci sta davvero spostando, è un vento fortissimo, quindi anche per questo si vedono pochissime persone camminare. Ombrelli divelti ovunque. Nella zona di Piazzale Roma le raffiche hanno anche sradicato un albero, nessuno è rimasto ferito. Secondo l'ultimo bollettino è prevista una nuova punta di 145 centimetri domani alle 10:30 che potrebbe ripetersi giovedì. Le paratoie del Mose saranno nuovamente sollevate alle 6:30 di domani. È la giusta risposta a chi vuole vedere Venezia sempre in decadenza, sempre dire no a tutto. Venezia è una città che guarda al futuro, che scommette nella scienza, nell'ingegneria, che dice sì alle opere che possano metterla in sicurezza. Quindi davvero basta con il no a tutto, basta con questo lamento, basta con il no ad ogni introduzione, ad ogni novità. Il Mose ha funzionato, il Mose ha salvato Venezia questa volta. Stato di calamità invece per Chioggia, il maltempo ha creato diversi problemi sul litorale veneziano. Ho chiesto anche oggi al governatore Luca Zaia di proclamare lo stato di emergenza
anche per vedere riconosciuto in futuro i danni a questi tantissimi imprenditori balneari che sono stati colpiti a Sottomarina e Isola Verde. Se il Mose ha protetto Venezia dall'acqua alta, il maltempo ha colpito pesantemente il litorale. Da Sottomarina, dove la potenza del mare ha superato le dighe invadendo le spiagge, per cui il sindaco ha chiesto ausilio alla protezione civile di Cona e Cavarzere, a Jesolo, danneggiando ancora una volta il territorio e gli stabilimenti. Colpito anche il lido di Venezia. La spiaggia delle Quattro Fontane, non lontana dall'Excelsior, è stata praticamente mangiata dal mare. Fare una stima dei danni lo vedremo nei prossimi giorni, ma sicuramente è stato smarrito molto materiale sabbioso e in alcuni casi abbiamo avuto anche della penetrazione dell'acqua all'interno dei centri abitati, quindi sicuramente è una situazione molto grave. È evidente che siamo ancora qui per l'ennesima volta a parlare di queste problematiche e è arrivato il momento di intervenire, non è più procrastinabile. Ma iniziative prese in passato come il posizionamento delle dune sono state fondamentali. Siamo stati noi imprenditori lungimiranti, abbiamo affrontato questa tematica già nel passato, abbiamo costruito le dune che ogni anno vengono ricostruite ovviamente, e questo ha fatto sì che ci ha salvato le nostre infrastrutture, oltre che a salvare anche il territorio. Non nascondiamo una certa preoccupazione anche per il futuro proprio sul lato mare. Ci sarà la necessità di interventi importanti. Per quanto riguarda la costa, abbiamo sentito sia ieri che oggi tra colleghi, ovviamente la preoccupazione permane, però per fortuna sotto certi punti di vista ci sono state criticità importanti, ma un po' meno rispetto alle previsioni. Il maltempo a Padova, Monselice, un albero è piombato su un'automobile, il ferito è stato portato in pronto soccorso. Il sindaco di Monselice ha chiuso in via precauzionale alcune strade per evitare che potesse accadere quello che è accaduto qui in via Facchine. Siamo nella frazione di Caodo, dove un pioppo si è abbattuto sulla strada colpendo, travolgendo un'auto in transito in quel momento con un giovane di 27 anni a bordo. Il vento per tutta la giornata a Monselice ha soffiato con raffiche fortissime, con punte di 90 km orari e una media tra i 60 e i 70 km orari. È ricoverato in ospedale a Monselice, ma non è in pericolo di vita il giovane di 27 anni travolto da un albero caduto sulla sede stradale. Una giornata di raffiche di vento violento per la zona, dove il sindaco Giorgia Bedina ha aperto il COC, il centro operativo comunale, dopo la preallerta lanciata nella serata di ieri. È stato necessario aprirlo, questa mattina l'abbiamo aperto subito e abbiamo attivato le funzioni necessarie in questa emergenza, che è un'emergenza idrogeologica e collegata anche appunto al vento forte. Sulla base dell'esame della situazione di stamattina abbiamo deciso in via preventiva di chiudere delle arterie dove abbiamo la presenza lungo la strada, anche molto trafficata, di alberi piuttosto grandi. In forma preventiva chiuse via Rovigana, esclusa l'intersezione con la regionale Adriatica e la bretella Italcementi. Il vento violento ha spazzato tutta l'area dei Colli Euganei. A Sant'Urbano, caduto un palo della linea telefonica, a Deserto d'Este un albero è volato sulla sede stradale senza causare danni a persone. Sotto controllo la situazione nel resto della provincia. Il terreno è un terreno che riceve, per cui l'acqua viene assorbita. Sfortunatamente o fortunatamente in questi casi il livello comunque dei nostri corsi d'acqua è molto basso, per cui loro ricevono tutta la situazione sotto controllo. I fenomeni andranno attenuandosi nelle prossime ore fino a esaurirsi. Alle 10 questa mattina è stata chiusa la A4 nel tratto Bologna-Padova, la corsia di marcia tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione di Padova a causa di alcune irregolarità del manto stradale causate dalle forti piogge nell'area. Si tratta, in forma Autostrade per l'Italia, di due rientranze dell'asfalto della profondità di circa 3 centimetri che avrebbero causato danni ad una decina di auto passate su quel tratto. La concessionaria ha già avviato le prime pratiche per procedere con il rimborso dei danni subiti. È arrivata la neve nel Bellunesi, accumuli importanti, neve è arrivata già a Cortina e ovviamente per la felicità degli impiantisti.
Pioggia e raffiche di vento, ma il maltempo non ha creato particolari problemi nel bellunese. In tanti hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l'allarme lanciato dalle autorità per la perturbazione che tutti aspettavano. La neve è tornata sopra gli 800 mm in tutta la provincia di Belluno. Le previsioni dicono che potrebbe proseguire per l'intera giornata. L'inverno è arrivato anche sulla Marmolada, dove stamane il termometro è sceso a 16,4 gradi sotto zero, portando in alta quota la prima forte brinata della stagione. Da martedì sono previste forti nevicate in quota che potrebbero portare un accumulo di 70-80 centimetri di manto bianco. Neve attesa come manna dagli operatori del settore alberghiero e degli impianti sciistici alla vigilia dell'apertura stagionale. Dovrebbe piovere e nevicare abbondantemente nei prossimi giorni e speriamo bene, insomma. Niente, per quello che riguarda invece le prospettive della stagione, per quello che sento io sono molto buone, cioè nel senso che le prenotazioni so che ci sono molte. La neve in arrivo evita le spese per innevare artificialmente con i cannoni, ora si aspettano i turisti. Se tutto procede come previsto, alcune aree apriranno anche il 26, sono delle piccole zone, il Col Gallina, il Passo Campolongo, qualcosa a Cortina, sono delle piccole zone ma che consentono già un primo approccio con lo sci. Poi dopo con il 3 di dicembre diciamo si apriranno tutte le aree sciistiche del Veneto, per cui se c'è la neve non abbiamo grossi problemi. Con il 3 di dicembre la stagione parte e poi speriamo che tutto vada per il meglio. Sul maltempo è intervenuto oggi anche il presidente Luca Zaia, che ha commentato anche la manovra finanziaria presentata oggi dal governo. Se non ci fosse il Mose avremmo già un disastro in questo momento su Venezia. Dall'altro ovviamente c'è il vento e lo scirocco, quindi i fiumi non scaricano in mare e il vento spinge verso terra. Abbiamo l'altro fenomeno che è quello dell'erosione delle nostre spiagge, quindi ho l'impressione che da questi 2 o 3 giorni le spiagge usciranno sufficientemente massacrate purtroppo e dovremo attivare il ripascimento, la pulizia eccetera. E quindi stiamo cercando di aspettare la punta massima che dovrebbe essere oggi e dopodiché speriamo che si attenui tutto questo fenomeno. Comunque la congiuntura stradale negativa è simile a quella del 2019. Non nasconde la preoccupazione per i 175 cm di alta marea. Luca Zaia, il vento di scirocco e le forti piogge stanno ricreando una situazione simile a quella del novembre 2019, ma questa volta a proteggere la laguna è intervenuto il Mose. Il governatore del Veneto da Padova ha fatto poi complimenti al governo per la manovra finanziaria, definendola di buon senso e performante. Una manovra che vorrei ricordare che su 35 miliardi ne dedica 21 al caro bollette, che se facessimo il conto della spesa o dividessimo per le regioni sono 800-900 milioni per regione, vuoto per pieno. Ovviamente non sarà così, il che non significa che non sia un intervento veramente poderoso. Dall'altro ben venga anche questa presa di posizione sul reddito di cittadinanza, accompagnando ovviamente all'occupazione quelli che possono andare a lavorare. Luca Zaia a Padova per una visita a 2 nuove sale operatorie in azienda ospedaliera è tornato sul tema della carenza dei medici, proponendo di consentire ai medici di restare nel pubblico anche dopo la pensione. Nel momento in cui mancano 45.000 medici e sappiamo verosimilmente che per colmare questo gap negativo ci vorranno anni, non capisco per quale motivo un medico in perfetta salute, con un carico di professionalità unico, alcuni sono delle vere e proprie star, a 70 anni deve appendere il camice a un chiodo nell'ospedale, che so, l'azienda ospedaliera di Padova, quindi all'Università di Padova, dove faceva magari i trapianti di cuore, di polmoni, o un grande medico, e può tranquillamente attraversare la strada e andare a lavorare da un privato. Io non ce l'ho con i privati, ma penso che ho l'obbligo di difendere gli investimenti che abbiamo fatto per queste professionalità e cercare di proporre una via. La via è quella di capire in maniera volontaria che se possiamo recuperare qualcuno in questo momento di ristrettezza lo dobbiamo assolutamente fare. Voltiamo pagina, siamo alla cronaca, andiamo a Spinea, 2 omicidi, un suicidio e 2 giovani orfane. A Spinea è il giorno del dolore dopo lo shock per la tragedia familiare di ieri. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'evento che ha scatenato la furia omicida che ha portato al duplice assassinio e al suicidio. Lo shock e il dolore, ma anche la solidarietà attorno alle 2 ragazzine rimaste improvvisamente senza genitori avvolgono Spinea il giorno dopo il doppio omicidio e il suicidio che hanno sconvolto l'intera comunità.
In queste ore gli inquirenti stanno ricostruendo il quadro d'insieme e le motivazioni che possono aver portato al massacro compiuto da Viron Karabollai, il 41enne albanese che prima di togliersi la vita ha assassinato a coltellate l'ex moglie Vera di 37 anni e il suo compagno Florino Mercuri di 23. La gelosia, la mancanza delle figlie, dei problemi economici che forse avrebbero potuto trovare soluzioni attraverso del denaro, di cui pare ritenesse avere diritto, recentemente ricevuto dalla famiglia di Vera come rimborso per un incidente, tra le possibili motivazioni. La solidarietà per le due figlie della coppia sta prendendo forma a Spinea tra i genitori delle scuole frequentate dalle due ragazzine, a partire dalla raccolta di contributi per il funerale. Per Spinea è una ferita che si riapre. A fine settembre un operaio romeno aveva coltellato a morte la compagna Lilia nel salotto di casa. Nel 2010 Roberta Vanin era stata uccisa con 63 coltellate dall'ex fidanzato. Il caso Una Bomber, la procura di Trieste riapre l'inchiesta sugli attentati esplosivi che hanno terrorizzato Friuli e Veneto. A 16 anni dall'ultimo attentato, la Procura di Trieste ha deciso di riaprire le indagini su Una Bomber, il misterioso bombarolo che ha terrorizzato il nord-est dal 1994 al 2006. A firmare l'istanza che ha portato alla riapertura del caso il giornalista Marco Maisano e due delle vittime di Una Bomber, le trevigiane Francesca Girardi e Greta Momesso. Francesca era una bimba di 9 anni quando nell'estate del 2003 raccolse sul greto del Piave un pennarello che le esplose, ferendola gravemente all'occhio e alla mano. Greta di anni ne aveva 6 quando una candela le scoppiò in mano nel Duomo di Motta di Livenza. L'inchiesta giornalistica ha portato a rinvenire tra i reperti custoditi nel Tribunale di Trieste del materiale organico, alcuni capelli e peli dai quali, con le nuove tecnologie di estrazione e la banca dati del DNA, potrebbero essere ricavati degli elementi utili ad identificare il misterioso bombarolo. Lo sperano le vittime degli attentati, lo spera anche l'ingegner Elvo Zornitta, che all'epoca fu il principale sospettato, poi scagionato quando si scoprì la manomissione delle prove a suo carico da parte del poliziotto Ezio Zernar, condannato per questo. Ho sempre auspicato che le indagini non venissero interrotte inizialmente e venissero riprese poi, perché a me fa piacere come cittadino che la giustizia indaghi e trovi il colpevole. Questo servirà anche ad evitare qualche maligno sospetto che ancora leggia nei confronti dell'ingegner Zornitta, già considerato innocente, già anche in grado di ottenere la condanna del poliziotto che aveva manomesso le prove nei suoi confronti, ma che qualcuno ancora considera un potenziale responsabile. Spero che le indagini vadano avanti, spero che ottengano dei risultati, anche se francamente, tenuto conto della distanza del tempo, ne dubito molto. La politica cordoglio unanime per la morte di Roberto Maroni contribuì a far partire insieme al presidente Zaia il percorso dell'autonomia. Se continuiamo a parlarci addosso, ad attaccarci l'un l'altro, a dire stupidaggini sul conto l'uno dell'altro, guardiamo al passato, ma il mondo va avanti e noi rimarremo senza più consenso. Questa è la mia preoccupazione. Era la sera del 17 settembre di 9 anni fa. Roberto Maroni, da segretario della Lega a Vicenza per l'Assemblea federale, avrebbe stoppato quella notte le domande incalzanti dei giornalisti sulla presunta mozione di sfiducia nei confronti di Umberto Bossi. Da sempre contrario alle polemiche, dialogante e costruttivo, il pontiere Maroni seppe mettere insieme le istanze delle locomotive del Nord senza mai cedere all'istinto secessionista. Lo piange la Lega intera oggi e il mondo politico unito. Dalle battaglie sulla sicurezza all'ascolto costante del Nord che reclamava spazio. Il sogno dell'autonomia è anche opera sua. Posso solo ricordare che assieme abbiamo fatto l'operazione dell'autonomia. Il referendum del 22 ottobre 2017 nasceva in Veneto e poi con Roberto Maroni abbiamo portato avanti ovviamente la convocazione nella stessa data dei due referendum Lombardia e Veneto. E lui sicuramente è stato sempre molto, molto amato da tutti noi, insomma, questo lo si sa. Mi spiace veramente. Se ne va una delle pagine più importanti della Lega. È un amico, scrive l'europarlamentare Tony Darè, il miglior ministro degli interni degli ultimi 30 anni, dice Flavio Tosi, suo vice, ricordando anni bellissimi. Aggiunge, era un uomo tutto d'un pezzo, riservato, pacato, amava la musica, lo ricorda l'assessore Federico Caner, suo vice segretario federale. Mi affidò la costruzione delle scuole quadro. Lui, come sempre, fu
lungimirante da questo punto di vista, mi diede il via libera e partimmo, e fu una bella e grande esperienza. Quindi insomma, al di là poi dei momenti, degli screzi, anche perché come sempre accade in un partito. A ricordarlo oggi anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, come presidente ANCI Veneto all'Assemblea di Bergamo. Sono certo, scrive Conte, che il suo ricordo rimarrà vivo e la sua figura sarà un grande esempio per tutti i giovani. Si può, continua, a partire dall'attaccare manifesti e arrivare a fare il ministro. Grazie Roberto. Il cordoglio è unanime in molti casi, affidato ai social network. Un animo schietto e sano, un grande interprete della Lega, così lo sceriffo Giancarlo Gentilini non ha mai venduto l'anima, aggiunge. Non era un cane che abbaiava alla luna. Ci fermiamo, siamo alla pubblicità, tra poco. TG Veneto, ben ritrovati. Si sono tenute oggi le cerimonie per ricordare Salvatore Stefani, il giovane rugbista scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale. È una cerimonia che ha unito due comunità. Il feretro di Salvatore Stefani, per tutti i Totò, ha raggiunto il campo del rugby Feltre verso le 11:30, portato in spalla dai suoi compagni di squadra e accompagnato dal suono della cornamusa, un riferimento al suo periodo trascorso in Irlanda dove era andato per imparare l'inglese. Totò era educazione, Totò era sensibilità, Totò era saggezza, è una perdita inimmaginabile. Erano in centinaia tra parenti, amici e compagni di squadra. Sono rimasti ad attenderlo per quasi un'ora in un silenzio che sembrava irreale, rotto solo dal rumore della pioggia battente. Nessuno parlava perché di fronte a certi drammi non esistono parole che possano esprimere il dolore dell'ingiustizia. La comunità feltrina, la cui amministrazione era presente alla cerimonia, si è stretta al dolore dei familiari. Grazie per la sua testimonianza, prima da studente, poi da atleta e poi da lavoratore. Ma grazie soprattutto alla società Rugby Feltre che ha dimostrato in un momento così difficile come lo sport sia veramente un'agenzia educativa alla vita, soprattutto quando la vita ti presenta momenti così drammatici. Salvatore era un ragazzo come pochi, solare, gentile e generoso, amato e rispettato da tutti a Feltre come a Mogliano Veneto, la sua casa, da cui si era spostato per studiare e giocare a rugby. La salma ha raggiunto la sua città natale nel primo pomeriggio, dove il cordoglio è proseguito tra le tantissime persone che l'hanno amato fin dall'infanzia e oggi hanno voluto onorarlo. Totò lascia dietro di sé un vuoto incolmabile, l'ennesima vittima della strada, sottratto all'affetto dei suoi cari appena ventenne. L'emozione nelle parole di chi l'ha visto crescere. Totò era legato tantissimo alla nostra squadra, dove è cresciuto, quindi dove si cresce rimani sempre appartenente a quel club. È una seconda famiglia e quindi credevamo che fosse opportuno ricordarlo in questo modo. Torniamo a Padova, dove oggi sono state inaugurate 2 innovative sale operatorie ibride. In Italia sono uniche nel loro genere per innovazione e strumentazione ad alta integrazione tecnologica. Ecco le 2 nuove sale operatorie ibride destinate all'area della chirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova. Il progetto, che ha portato alla realizzazione di queste 2 sale operatorie multimodali, è iniziato nel 2018 e ha richiesto complesse fasi per il posizionamento dei macchinari. L'investimento più importante all'interno di un investimento maggiore che la Regione ha destinato all'ospedale di Padova di 50 milioni. Questo investimento è di circa quasi 10 milioni di euro e quindi un investimento molto importante. L'azienda ospedaliera di Padova è tra le prime in Italia a dotarsi e tra le poche in Europa. All'interno ci sono 2 angiografi, una TAC e 2 tavoli operatori. Cambia sicuramente la modalità di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia vascolare e la cardiochirurgia, approcci endovascolari così come viene richiesto al giorno d'oggi il più possibile, ma anche la possibilità di passare alla chirurgia open con l'integrazione tra angiografi e TAC senza spostare il paziente. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo di noi TG Venezia. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo.
La perturbazione si sposta verso i Balcani e il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 23 novembre. Sul Veneto, dopo una breve fase di maltempo, torna a splendere il sole. Sarà infatti una giornata all'insegna di un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo nelle primissime ore dove potrà esserci una residua nuvolosità più consistente verso est. Temperature ancora stazionarie, minime tra 1 e 6 gradi, massime invece comprese tra 9 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto, con cielo in genere velato. Qualche addensamento sarà possibile, ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 4-7 gradi, massime intorno agli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui ampio soleggiamento, cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.